All'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, lezioni di ecografia coordinate dalla Società Italiana di Ecografia. Su iniziativa del primario di nefrologia e dialisi Antonio Granata è iniziato oggi un corso. Le interviste di Davide Saglia. Dottor Loggias di Nuoro, della rete nefrologica dell'ASL appunto di Nuoro, oggi questo corso di ecografia completa un percorso già iniziato a novembre. Sì, questo non è che completi esattamente, ma rinizia perché periodicamente noi organizziamo questi corsi. Questi corsi vengono organizzati tra la Sardegna e la Sicilia, quindi le nostre isole maggiori, dove probabilmente si sviluppa anche un certo grado di cultura o comunque ci si appassiona a questa metodica. Questo corso su cosa avvertirà particolarmente? Questo è un corso per nefrologi, questo nella specificità è un corso base, quindi noi stiamo formando dei nefrologi, dei colleghi che arrivano da tutta Italia all'uso, quindi all'utilizzo nella diagnostica dell'ecografia, quindi è un percorso che servirà per visitare i malati una volta che tornano nel loro centro e quindi fare un esame molto più specifico e molto più idoneo. Dottor Granata, Agrigento dopo novembre ospita questo corso di ecografia nefrologica, Agrigento che diventa sempre più un centro di rilevanza per questa materia. Sì, grazie. Agrigento sempre di più diventa e diventerà un centro di rilevanza nazionale e speriamo anche internazionale di diagnostica ultrasonografica. Perché questo impegno? Perché i dati epidemiologici, sia il registro siciliano ma anche quello nazionale, dimostrano che il 25-30% dei pazienti incidenti, cioè quelli nuovi che giungono in dialisi, vi giungono senza una diagnosi. Queste persone, questi uomini sfortunate, giungono in dialisi con due problemi. Uno, la sfortuna della malattia. Secondo problema, la sfortuna di una mancata diagnosi. Questa è una cosa che noi non possiamo più permetterci, non possiamo che far sì che queste persone non abbiano un nome e cognome della malattia che ha determinato una grave debilitazione come quella della dialisi. Io con il mio gruppo e così tutto il gruppo nazionale mira a ridurre la mancanza della diagnosi. A livello nazionale vi è necessità di fare diagnosi e questi corsi, l'ecografia, le scienze ultrasonografiche sicuramente aiuteranno insieme alla biopsia renale, di cui Agrigento sta diventando sempre di più un leader siciliano nell'esecuzione della biopsia renale, faranno sì che la diagnosi verrà fatta alla stragrande maggioranza dei pazienti. Dottor Romano, presidente della Società Italiana di Ecografia, Agrigento diventa sempre più con questi corsi un centro di formazione per quanto riguarda la materia ecografica. Sì, sicuramente. In Italia si eseguono oltre 20 milioni di ecografie all'anno e c'è quindi la forte necessità di preparare, di formare adeguatamente il personale dedicato a questo tipo di diagnostica. La SIUM, che è appunto la Società Italiana di Ecografia, che ho l'onore di presiedere da novembre prossimo 21, ha individuato ad Agrigento, nella persona in particolare del primario nefrologo Antonio Granata, una scuola di ecografia orientata alle problematiche nefrologiche. Non è stata una scelta casuale. Con la direzione del dottore Granata si è molto rilanciato il filone specialistico della nefrologia ad Agrigento e oggi la nefrologia non può prescindere da un adeguato supporto ecografico.